Siamo giunti al centrale dall'Arcoveggio, categoria CD sul miglio, in 10 al via, 1 Brigitte Rock, 2 BB King dei Veltri, 3 Baccani, 4 Dom Perignon, 5 Arnold Cup, 6 Zelia CCSM. Seconda linea 7 Campione Ral, 8 Dama di Prussia, 9 Bellamente, 10 Christopher Jet. In chiusura proprio Christopher Jet, cavallo favorito. Baccani molto giocato, poi Brigitte Rock, questi i tre più appoggiati in sede di pronostico. Macchina intanto che accelera e dall'esterno velocissima Zelia CCSM che cerca di portarsi a condurre, lo fa in 50 metri sopravanzando Baccani, quindi Brigitte Rock. Zelia CC con un gran lancio, dunque è riuscito a sfilare in avanti, mentre all'esterno è rimasto Arnold Cup che ora numero 4 Dom Perignon a lato squalificato. di Baccani. I primi 200 molto svelti, soprattutto i primi 50 metri. E il quarto iniziale se ne va in 29,9, già in fase di netta decelerazione, con Zelia CCSM che ha tutto l'interesse ora a moderare il ritmo di gara, e ne approfitta così Christopher Jet per uscire dalla pariglia e andare in terza ruota, superando Arnold Cup per portarsi a ridosso del battistrada Zelia CCSM. Primi 600 di tutto comodo e ora mezzo miglio iniziale che se ne va nell'ordine del 1 minuto e 7 decimi. Al largo c'è anche Dama di Prussia. Lungo la corda rimane Baccani in seconda posizione davanti a Brigitte Rock, cavalli che stanno per approdare al chilometro. Zelia CC lo percorre in 1:15,9, poco più di 500 al palo. Situazione tattica invariata con Christopher Jet che aspetta per portare l'attacco a Zelia CC, che per il momento ha potuto comunque graduare a piacere. In seconda pariglia ancora Arnold Cup davanti a Dama di Prussia. Ora c'è l'accelerazione decisa da parte dei primi due, con Zelia CC cerca di sfuggire all'attacco di Christopher Jet, poi Baccani, più indietro Brigitte Rock, finale con Zelia CCSM che controlla la situazione, vince su Christopher Jet, mentre al terzo finisce molto forte il centropista Brigitte Rock e cede invece nel finale Baccani. Io ho 1:58,4 sul mio cronometro con 28,1 a chiudere. Vedete, Zelia CCSM la vince in partenza, Roberto Vecchione con gran lancio scivola al comando in 50 metri e controlla tutti i tentativi di Christopher Jet, che corre comunque bene ma deve adeguarsi al secondo posto. Al terzo finisce Brigitte Rock. Successo per Roberto Vecchione con Zelia CCSM, scuderia Team Elert per conto del signor Andrea Bonacci. 6:10,1 l'arrivo ufficioso ancora della sesta corsa Arcoveggio.